Un dado vegetale fatto in casa. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per fare il dado vegetale fatto in casa ci occorreranno 1 chilo di verdure pulite tra zucchine, patate, carote, sedano e una cipolla, prezzemolo e un po' di basilico. I piccoli contenitori che ci serviranno per il freezer: 200 g di sale, 200 g di olio extravergine di oliva. Adesso prendete tutte le verdure che avete lavato e pulito e buttate nella pentola, nella cartavello. Ecco qua. Aggiungete i 200 g di sale e 200 ml di olio. Fate cuocere a fiamma bassa per circa un'ora, finché le verdure non si saranno ammorbidite del tutto. Ecco qua, vedete, tutte le verdure si sono cotte e adesso le andiamo a frullare. Ecco qua, vedete che bella crema di verdure? Ecco qua, siamo pronti per fare il dado. Io ho preso questi barattolini qua che serviranno una porzione anche per 2 persone. Guardate, ecco qua, guardate, il nostro dado vegetale è pronto. Adesso aspetto un altro poco che si raffreddano. Appena si sono raffreddati completamente e butto in freezer e tengo il dado sempre pronto. Mi raccomando, se fate questa ricetta scrivetemi nei commenti.